Sì, ho fatto sborone col camper degli altri. E adesso invece del Putan Tour continua il camper tour. E andiamo a vedere un mansardato che ha un roller team, e anche la roller team mi ricordo fa cose molto strane, nel senso interessanti. E ha un mega gavone che sta tipo 3-4 suocere. Quindi se te ha un tot di mugliere e un tot di suocere ti metti tutte dentro, vedi? Guarda, guarda. E altro che bicicletta, guarda qua, guarda, sa portare a casa Drio, cosa sa portare? Guarda, a gomma per bagnare il giardino, ma proprio il giardino in tutti i sensi, trolley, careghe, guarda che roba, scatoloni, porca miseria, qua un scooter e 2 biciclette, tranquillo, in più, tantissima altra roba, in più aspetta ora che guardo, oltre a tutto lo spazio, i cassettoni estraibili. Sì, che sono abbastanza, sono tipo 2 spanne di profondità, quindi insomma, sì. Perdona la voce della trans, ma ho appena mangiato, quindi insomma, e avanti per me, nota, guarda la transizione, va, eccola, transizione, scalino interno, oh il colore che piace a me. Oh, è che sei enorme, è bellissimo sto camper, però sei enorme per Singano. Sì. Bellissimi colori, cose che il Singano insiste sempre, vedi, non è cromato, io così lo voglio il camper. Questo legno con questo satinato, come si chiama, non è cromato, non c'è nulla di perlato, cromato, a me così piace. Questi sono i miei camper. Frigo e quei grandi, giustamente, grandi, insomma, cavolo. Però con il congelatore separato. Non si scherza. Aspetta, anche a lui, guarda qua, è il fornetto. E nel culo ha letto matrimoniale. E a botola per andare nel gavone. Mi adoro, mi sarò psicopatico, ma a botola per andare in gavone, porca miseria. Per il can, sì, infatti, difatti io dicevo al CP fa una bella cuccia lì, sempre aperta in modo che lei va dove vuole, al caldo e tutto. La cuccia del Leo messa lì? Sì. E guarda che roba, molto bello. Il bagno ovviamente neanche a domandare che se la doccia separata. Ariola, secondo te non la doccia separata? Cioè, ma secondo tutti gli ultimi studi, cioè solo il Singano non ha la doccia separata, tutti la doccia separata, cazzo, per Finezio col furgonato ha la doccia separata, cazzo, porca, vi invidio, anzi un po' vi odio, dai, ma sì, non no, ho detto bravo, siccome tanti che vogliono prendere il camper o vogliono cambiare camper, no, hanno sempre i dubbi, no, della serie mansardato, il letto così, il letto cos'ha, quindi adesso che abbiamo visto questo bel camper grande, mansardato, con il letto trasversale in coda, sentiamo dal proprietario, no, i contro, cioè della serie cosa lui cosa vorrebbe di diverso del suo camper, ad esempio, e i motivi, insomma. Beh, la dinette face to face, come ti dicevo, perché ti permette di avere sempre il passaggio, però essere, ecco, io non ce l'ho face to face. Quindi per lui è una cosa, diciamo, non importante, ma insomma che gli piacerebbe, una cosa che gli manca, ecco, ciapa. Che forse ti permetterebbe un po' più di vivibilità, no? E poi il letto nautico in coda invece del trasversale, perché... E perché? Perché difatti lui quando mi ha detto sta roba io ho detto, ma perché? Cosa cambia, no? Hai capito? Probabilmente lui dice, magari forse essendo un po' altino deve mettere la scaletta, no? Sì. O magari anche per scende dai lati, qua in realtà effettivamente devi fare un altro movimento, esatto. Devi rimetterti tutto dritto e dopo scendere, insomma, no? Hai capito? Però se sei in due e io sono all'interno devo scavalcare la moglie. Vabbè, magari a moglie che piace. Cercando di fare i saluti perché ho intenzione di andare verso Isolandia. Ciao. Sì, con calma, facciamo una doccia calda. Ho detto che qua tutti hanno la doccia separata. Fino all'età di 16 anni, tutti gli anni. Porco vicino a Piazza Drago. Ah, ok, la parte opposta dove sono io. Aspetta che non ti inquadro a me faccia, che brutto, che cazzo mi ha fatto vedere la faccia del Singano? Fammi vedere il camper, giustamente. Allora guarda, mi veda. Allora, loro qua hanno l'armerone, beh sì, non guardiamo adesso su robe, noi che magari a robe strane, sconde, quindi non andiamo a guardare tutto, quindi hanno un bellissimo armadio gigante, hanno il frigo quello grande, con congelatore separato, hanno tutta sta parte, diciamo cucina per mettere le cose, dalla parte del letto vedi c'ha mensole, c'ha gavoni, sì,
è un roller team, perché sai i roller, almeno secondo me, roller team, challenger, sono camper abbastanza simpatici, cioè nel senso studiati bene, particolari, no? Il bagno, se tu guardi, è un bagno normalissimo, però la doccia separata vai in anche lui, cioè, hai capito? Tra l'altro vedi, cosa io intendo anche per doccia separata. Quando io dico doccia separata non è solo separare la doccia dal bagno, ma è che le pareti della doccia, senti, sono plasticone, quindi estremamente impermeabile, cioè sei proprio dentro una doccia come quella di casa, capisci? Questo io intendo per doccia separata, un pezzo unico, vedi? Un pezzo unico, completamente isolato in tutto e per tutto, persino i portastrafanti, i portapizzi, tutto completamente isolato. Questo per me significa doccia separata. Perché dopo mi dicono sempre parole quando faccio vedere i camper, no? Che mi dicono, non hai detto il peso, non hai detto qua, non hai detto là. Allora aspetta, cosa posso domandarti? Quanto pesa il tuo? 2000, no, circa 3000 scarico. 3000 scarico, Sì. ok. Dopo cosa possono chiedermi? Quanto è lungo? 7,30 metri. 7,30. E dopo aspetta così. Alto 3,15. Ok, marca e modello l'abbiamo detto. 2008 turbo diesel, 145 cavalli e vaga è una meraviglia. Perfetto. Tu l'hai preso usato? Usato. Più o meno quanto gli hai dato? Più o meno circa? Gli ho dato 23. Ok. Altro da domandargli? No, va a bombole normalmente, no? A bombole, sì, perché non ho mai pensato. Ecco, l'unica cosa, mi farò quest'anno l'impianto fotovoltaico per stare più in libera. Perché adesso hai zero pannelli. Adesso ho 0 pannelli, l'ho comprato così come lo vedi. Però intanto comunque i giorni in Bruxelles li hai passati tranquillo. Sì, io con una carica faccio 3 giorni. Per quello. Ora deluso. Sì, Buono. deluso proprio. Quindi questo va anche di informazione a chi non ha i pannelli o sta per comprare un camper senza pannelli. Cioè lui 3 giorni in libera, in più aveva anche famiglia, li ha fatti tranquillamente. Curiosità, avete fatto anche la doccia in questi giorni? Certo. Quindi anche la doccia, la pompa dell'acqua, c'è chi dice di no, in realtà fidati, non ascoltarli, la pompa dell'acqua consuma un casino di corrente. Quindi loro pompa dell'acqua, luce, tutto quanto, tutta la notte riscaldamento, 3 giorni. Aspetta perché dopo mi bestemmiano dietro che manca. Quante batterie servizi hai? Che batterie? Una batteria servizio per il momento. 3 giorni con una batteria servizi da 100? Penso di sì, non ho mai controllato, Da però 100, dovrebbe è lo essere. standard Sì. del 100. Ottimo. Vai, vado anch'io in televisione. Allora, premesso che i video dei saluti purtroppo perché Singano l'hanno ubriacato, non è colpa sua, Singano non è uno di quelli che si imbriaca, e quindi insomma non ho purtroppo fatto il saluto con tutti, però bene o male vi ho ripresi tutti, dai. Adesso va via anche quello, no, che mi ha fatto un po' arrabbiare perché ha fatto un filmato stupendo dei cervi di prima mattina con una trentina di cervi. Caprioli, ok. Mi là che mi metto, neanche una pantegana, una nutria, niente, proprio niente. Perché sono stanco un fiammale. Ma molto passa il filmato, Porca troia.